Brevissimo appuntamento con Penalty on Demand, visibile sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché anche sulla pagina Facebook di Penalty. Ma potete seguire questo spazio dedicato al campionato di promozione anche in versione on demand sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Le schermate per quanto riguarda il girone A, con la vittoria importantissima dell'Accademia Trapani contro il Città di San Vitolo Capo 3-2. Nel girone B la vittoria dell'Aspra addirittura per 7-0 contro il Lascari Cefalù. Nel girone C, vittoria fuori casa del Catania San Pio X 2-0 contro il Belpasso 2014 e per chiudere pareggio 0-0 tra Atletico Catania 94 contro l'SC Gela. Pertanto, come abbiamo già anticipato, le finali saranno tra Accademia Trapani ed Aspra e tra Catania San Pio X ed Atletico Catania 94. Benvenuti al Roberto Sorrentino di Trapani e la finale playoff del girone A di promozione siciliana Accademia Trapani San Vitolo Capo. Parte Miceli, secondo palo, colpo di testa oltre la traversa, è andato morbido. Parte Miceli in mezzo, secondo palo, è solissimo il colpitore di testa, calcio di rigore per il San Vitolo Capo, colpo con il braccio. Miceli, il vantaggio del San Vitolo Capo con Gaspare Miceli sul calcio di rigore, 1-0. Subito 2-0 del San Vitolo Capo, Leonardo Mustaccia trova come ingannare Mistretta. Tutti in area, tra la battuta affidata a Miceli, la proposta, colpo di testa, arriva dall'altro lato Minaudo. La battuta di Secum, stava andando Nolfo, c'è anche Francesco Graziano, grande mischia, ancora Graziano, alto, con Di Scordia e Minaudo a fare la coppia di centrali, al centrocampo Forconi e Di Giorgio. Gulades, Miceli e Leonardo Oddo, a centrocampo il gol di Cannavò, c'è il gol dell'Accademia Trapani, 2-1, si riapre la partita con Alessio Cannavò. Si sta giocando anche Belpasso Catania San Pio X nel girone C. Giù, e allora si va a Samannà, davanti lo Diacono, il tocco di Samannà! 2-2 Accademia, Francesco Samannà, nonostante la caduta da parte di Leonardo Oddo, va a festeggiare sotto gli occhi dei propri tifosi. Francesco Samannà, tornato titolare, tornato al gol, 2-2 Sorrentino. Pallone dietro, Cammareri vuole il rimbalzo buono, ma finisce qui il match, almeno per adesso, perché si va ai tempi supplementari. Il calcio d'angolo per l'Accademia, Secum in mezzo di testa guaiana a liberare poi il tiro provato da Tempesta. Secum con una spallata fatto fuori da Guaiana, che poi cade a sua volta, cartellino rosso per Secum. Per questi tempi supplementari Cammareri via, c'è il tiro fuori proprio di Guaiana. Di Giorgio, pallone dietro, Lottaranno appena entrato, il pallone viene recuperato dall'Accademia, c'è il sinistro, fuori, Tempesta, lunga, Agnello ad allontanare Cannavò, contro Di Giorgio, spazio Accademia, Francesco Barracco largo, servito, contropiede Accademia, Francesco Barracco, Barracco davanti, Borgia! Francesco Barracco, il gol del 3-2, si completa la rimonta per l'Accademia Trapani, con l'uomo entrato dalla panchina, Francesco Barracco, festa al Sorrentino. San Vito che deve necessariamente rimontare tutto, deve segnare 2 gol. C'è il tiro da lontano di Forconi alla battuta, Tempesta parte verso la porta, attraversa, vorrebbe chiuderla l'Accademia Trapani, parte la traiettoria, colpo di testa di Cannavò, è fuori, Greco rispedisce in mezzo al campo, Tempesta un po' spinto da Di Discordia,
pallone calciato alto sul fondo, ma eccolo qui, il triplice fischio, quello definitivo. L'Accademia Trapani ha compiuto l'impresa, se ne va allo spareggio promozione contro l'Aspra. Dico, alla fine io ho un gruppo di ragazzi davvero li ho elogiati, perché ho detto a fine primo tempo e là potevamo ribaltare il risultato senza problemi, perché avevamo le condizioni per poterlo fare. Avevamo proprio sbagliato l'approccio, probabilmente siamo stati un pochettino sorpresi dalla loro, diciamo, veemenza, loro avevano approcciato meglio di noi sicuramente la gara, ecco, questo va detto. Poi 2 gol subitanei in 2 minuti avrebbero messo a poco chiunque. Credo che davvero abbiamo un grande gruppo, dei grandi uomini, quindi ci andiamo a godere ancora di più questo finale, questa finale che credo ci vede protagonisti meritatamente. Quindi sappiamo che ha un valore assoluto, noi su questo lavoreremo sull'aspetto motivazionale da cui traiamo sempre dei suggerimenti, degli spunti interessanti. Quindi, e oggi il secondo tempo ne è la testimonianza, quindi siamo lì, ce la giochiamo, andiamo, come dire, a prepararci questa settimana con grande determinazione, grande voglia, così come il nostro solito fare. Comunque pazienza, devo fare i complimenti solamente alla mia squadra, al gruppo che veramente è stato sul pezzo fino alla fine, hanno lavorato benissimo, credo che anche loro come l'Accademia meritavano di arrivare in finale, giustamente ce ne arriva una sola e adesso dobbiamo, oltre che fare i complimenti, gli faccio un grosso in bocca al lupo, sperando che una trapanese quantomeno raggiunga l'obiettivo del salto di categoria. Un buon pomeriggio a tutti amici e gentili spettatori appassionati di calcio dilettantistico dal Giovanni Aloisio di Misilmeri per la finale playoff del girone B di promozione tra Aspra e Lascari Cefalù. È iniziata la finale playoff, colpo di testa di Giuseppe, subito a cercare Azzara, retropassaggio pericolosissimo, Azzara atterrato, calcio di rigore per l'Aspra e subito un rischio per Fiducia che si prende un cartellino giallo, fischia il direttore di gara, parte di Giuseppe col destro, sblocca il parziale l'Aspra, subito vantaggio giallo-verde, il gol è di Di Giuseppe che si va a prendere l'applauso del suo pubblico. Santa guida con un grandissimo intervento, allarga il gioco per Rama può andare a cross col mancino a cercare Di Giuseppe e poi palo rete, autogol, suicidio Lascari e arriva il raddoppio dell'Aspra che adesso in fiducia dell'autogol è rimediato, pallone in mezzo per Di Giuseppe, bandierina giù, 3-0 e doppietta per Claudio Di Giuseppe. Azzara rileva il pallone, dorme un po' la retroguardia, c'è Faludese, Azzara cala il poker e fa un grandissimo gol Angelo Azzara, batte Costantino, 7 gli assist per lui quest'anno, va il cross in mezzo, colpo di testa e arriva anche il gol di Barbera. Risultato che cambia dopo 71 minuti di parità quando dai piedi di Patanè arriva il lancio per Valenti che appoggia dal numero 11 Rosario Litteri che cerca l'ingresso in area ma viene chiuso da Benfatto. Lo stesso Benfatto però commetterà il fallo che gli costa carissimo. Calcio di rigore con lo surdo della sezione di Messina che non ha dubbi e indica il dischetto per la Sampio. Come nella semifinale di riposto dagli 11 metri va Salvostrano che realizza il gol dell'1-0. La Rosa intuisce l'angolo ma non basta per evitare il vantaggio Sampio con Salvostrano che va a prendersi l'abbraccio di tutti i suoi compagni di squadra.
La Sampio approfitta del buon momento e ne fa un altro. È il minuto 79 quando Valenti con un lancio perfetto trova Ndiaye che con un pallonetto fa fuori la rosa per il doppio vantaggio Sampio. Un altro gol importante per Ndiaye, acquisto del mercato invernale che si è dimostrato fondamentale per mister La Rosa. 4 minuti dopo la Sampio sfiora addirittura la terza rete. Calarco serve Strano che guarda la porta e calcia, ma trova la risposta di La Rosa. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio che fa iniziare la festa per la Sampio, che si giocherà l'accesso in eccellenza domenica 7 maggio contro l'Atletico Catania. Ce la giochiamo noi, come ho detto quest'inverno, noi saremo la squadra da battere in questi playoff e così è stato. Innanzitutto ringrazio i ragazzi per quello che hanno dato in questo ultimo mese che siano stati insieme a me, sono orgoglioso di loro e devo dire solamente grazie. Purtroppo la partita è andata male per noi. Eravamo partiti bene e se riuscivamo a sbloccare la partita con le occasioni che avevamo avuto possibilmente la partita sarà stata un po' diversa. Purtroppo in queste partite di eliminazione diretta chi fa gol, anche se noi avevamo il doppio vantaggio, mette la partita dalla propria parte. L'unico rammarico è non aver avuto la reazione sull'1-0, ci siamo un po' spenti e purtroppo è andata come doveva andare. Abbiamo costruito una squadra all'inizio, come ripeto, fatta appunto per centrare i 3 obiettivi, erano campionato, Coppa Italia o playoff. Siamo andati con i playoff, la prima non l'abbiamo giocata per il distacco che c'è tra la seconda e la quinta a livello di punti. Questa l'abbiamo dovuta giocare non facendo una partita ufficiale per circa un mese, quindi è molto dispendiosa anche a livello di energie mentali. Oggi ci siamo tolti la soddisfazione di poter dire che ce ne siamo andati in finale playoff. Bravi noi a gestire, tutto sommato abbiamo sofferto poco, però abbiamo sofferto fino all'ultimo. L'importante comunque era passare questa finale e giocarcela ora in finalissima, non so, forse credo con la Sampio. I ragazzi sono stati bravissimi, la dirigenza è sempre stata vicina a loro e continueremo ad esserlo. Si è visto che man mano che la partita andava avanti, con le varie sostituzioni, noi crescevamo di livello e il Gela, insomma no. E un'altra cosa molto importante che ci tengo a precisare è la condizione atletica. Qua, diciamo, il lavoro che sta facendo Marco Tibella è oggi sotto gli occhi di tutti. La squadra ha giocato in 10 per buona parte della partita, senza mai avvertire, diciamo, grande fatica. E poi l'organico è importante, l'organico ci fa ben sperare per la prossima gara. Condizione atletica, mentale e soprattutto la forza del gruppo. Cioè qua abbiamo fatto 5 cambi, la squadra non è scesa di livello assolutamente, anzi ha mutato l'atteggiamento, ha mutato il modo di approcciare la gara, però non ha cambiato il livello della partita, quindi veramente i ragazzi sono da elogiare chi è che ci sta lavorando e quindi è la società stessa che è sempre vicina e non ci sta facendo mancare nulla. Speriamo di poter regalare a tutti noi nella prossima gara l'eccellenza contro un avversario, secondo me, da prendere con le molle, molto forte, in una gara che si giocherà alla pari totalmente. Con le immagini delle 4 semifinali del campionato di promozione abbiamo concluso lo spazio di Penalty on Demand con i riflettori puntati soprattutto nei 4 gironi del campionato di promozione. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana. Thank you.